Questa sera vedremo una rappresentazione di 3 corti teatrali in lingua veneta che sono stati scelti da una giuria di 9 persone. Ne hanno scelti 7, poi di questi 7 ne sono stati scelti altri 3. E quindi questa sera abbiamo il piacere di avere questa prima a livello nazionale. L'opera appassionata ed instancabile di conservazione della lingua veneta, tanto più in un momento di crisi e di appiattimento della nostra identità, è meritoria anche per le giovani generazioni, che spesso rischiano di non conoscere le sfumature del nostro parlato storico. Mica vaya questo verso la che a porta, e venite a salvare e stringermi. Io avevo paura di lui. Questa paura mi ha completamente bloccato. Noi abbiamo messo in piedi in 10-11 giorni questi 3 episodi teatrali che raccontano il Veneto di oggi. Raccontano il Veneto di oggi nel senso che si staccano in maniera vistosa dalla drammaturgia tradizionale di Goldoni, Ruzzante e poi degli altri autori a cavallo tra 8 e 900 che in realtà imitavano Goldoni. Mi ripetevo continuamente, ma non è mia, mica mi sta capitando questa storia. Ma è un altro sta brutta roba, mi non c'entro. Ma che se si può dire che uno la dedica la vita a qualcosa, per me sta roba qua è l'azienda. No, dedicare a dire poco, io l'ho fatta sta azienda, come si fa un fiore, partoria. Questo bando ha ricevuto più di 40 risposte da parte di autori e questo ci ha fatto molto piacere perché vuol dire che è stato bene accettato. Il primo classificato è Andrea Masiero, che invito sul palco. Allora, qui c'è l'assegno di 2.000 euro che ha vinto Andrea. Altri invece arriva qua sto bella vaisetta in mano. E appena che arriva il treno, e fa finta di non vederlo. E così io lascio partire senza degli ori. Un'istituzione teatrale di produzione e distribuzione come l'Accademia in Lingue Veneta ha aperto a tutti la possibilità di scrivere dei testi e ha aperto a tutti gli attori la possibilità di interpretarli. E questa è una cosa che secondo me potrebbe essere un primo segmento, un primo esperimento pilota per poter in qualche modo attivare uno slancio innovativo nell'ambito teatrale. Io non mi sarò in corto della mafia, ma mi sono bene in corto della crisi. La crisi va oltre della mafia, oltre di tutto. Quella la te castiga, bianco, nero, rosso o giallo che te sei. Se l'uomo perde il lavoro, l'è finito. E vieni a dirmelo a me. Sì, perché mi pare che la se lo cambia di smentegare. E cosa ho da fare secondo me? Resista, Bortolami, resista.